Pronti? 1, 2, 3. Valido il secondo segnale con molto veloce Milov Zen che va al comando nei confronti di Arkanov Nando, mentre Numero Svelto 5, come al solito attenti al lupo, squalificato. che è in terza posizione a precedere Zemellino, quindi a Yellow Jet ancora Annina. Poi alla retroguardia Zibellino Matto e Americ Clemar. 16-1 per i primi 200 metri di corsa con Milov Zen in vantaggio, arriva all'esterno attenti al lupo. Vediamo le scelte, sbaglia Milov Zen, nessuna scelta, passa attenti al lupo. Numero Seconda posizione 1, rimane Milov Arkanov Zen, Nando, poi squalificato. Zemellino in terza, però ancora 20 metri dai primi due. Quindi Annina all'esterno che chiude alla corda a Yellow Jet, Americ Clemar in seconda pariglia, alla retroguardia Zibellino Matto. Si vanno a completare i primi 600 metri con Attenti al lupo che li passa da leader in 46,6 e si va sulla dritta opposta alle tribune con la mossa di Annina che risale con decisione trascinandosi Americ Clemar e sul rallentamento secco di Attenti al lupo a portarsi a tiro della testa. 1-2,5 per il mezzo miglio iniziale, va a fare la terza pariglia all'esterno a Yellow Jet che ha spostato in schiena ad Americ Clemar. Attenti al lupo ora rallenta ancora, Annina allora si porta ad apparigliarlo completamente chilometro in 1:18,8 con una frazione in 16,3. Attenti al lupo, Annina che è sempre protesa al largo, poi Americ Clemar in pariglia, precederà Yellow Jet, lungo i birilli c'è sempre Arkanov Nando, avanti a Zemellino e a Zibellino Matto. 1,34 per i primi 1200 metri di corsa con Attenti al lupo che continua ad andare piano, Annina che all'esterno per il momento non fa vero pressing, Arkanov Nando alla corda, muove a Yellow Jet di scatto dalla terza pariglia, una frazione in 15,8. Attenti al lupo in vantaggio, Annina all'esterno, a Yellow che progredisce in terza ruota. Apre ora Attenti al lupo perché vede arrivare a Yellow Jet, la dritta di là passata in 14,5. Attenti al lupo in vantaggio nei confronti di Annina e di Yellow Jet, poi Americ Clemar attacca Annina su Attenti al lupo che cerca di difendersi al comando. Poi ancora Yellow Jet, match con Annina che attacca Attenti al lupo, il quale prova a svincolarsi, poi a Yellow Jet in mezzo alla pista, Attenti ancora in vantaggio, arriva Annina, arriva Yellow, Annina va su Attenti al lupo che si difende, braccia e frusta, Attenti al lupo ancora in vantaggio, Attenti al lupo non si passa, vince nei confronti di Annina. Al terzo posto Americ Clemar, probabilmente buca di dentro a Yellow Jet. 29,6 la chiusa, Attenti al lupo, Roberto Vecchione, il training di Roberto Gradi, colori della signora Erika Beltrami, il percorso di testa di Attenti al lupo che vince di mezza lunghezza nei confronti di Annina che corre molto bene al secondo posto, mentre per il terzo Americ Clemar buca a Yellow Jet. 7, 6, 9 l'ordine d'arrivo, molto probabile della settima e conclusiva dall'Arcoveggio di Bologna.